il voto del 4 dicembre e il voto favorevole al referendum confermativo consente a tutti i cittadini di diventare padri costituenti di questa seconda parte della Costituzione, che dopo 30 anni di dibattito, di prove, di scontro, oggi può vedere la luce grazie al voto dei cittadini. Per la nostra regione ci sono due elementi importanti. La prima, una conferma della specialità e quindi della capacità del Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle regioni italiane di poter espletare pienamente le proprie funzioni. La seconda, quella che il Friuli Venezia Giulia ha sempre in qualche modo rivendicato, cioè quella di essere un motore virtuoso anche con l'esempio per altre regioni, per il buon governo, per la semplificazione dell'amministrazione, per in qualche modo dare anche alle regioni un posto in Europa, una nuova tempo dell'Europa e quindi anche un nuovo tempo del nostro Paese. Se prevale il no, non c'è nulla, nel senso che c'è l'immobilismo totale, ancora chiacchiere, ancora proclami, nessuna riduzione dei parlamentari, un bicameralismo ancora perfetto con il ping pong tra le forze politiche, una conflittualità tra le regioni e lo Stato centrale che ormai sta bloccando gli interessi delle famiglie e delle imprese e di tutti i cittadini del nostro Paese. Il no vuol dire semplicemente che non è vero che ci sarà domani un'altra riforma, ma che non ci sarà nessuna riforma per molti anni. Il rischio è veramente serio e per questo l'appello al voto e l'appello al voto favorevole al referendum confermativo.